Terza corsa, premio Pianta Verde, discreti 4 anni al via. Sono rimasti in 5 dopo il ritiro del numero 5. 1 Alfredo Dipa, Vincenzo Piscuoglio, 2 Axis di Girifalco, Davide Nuti, 3 Alpago VF Alessandro Gocciadoro, 4 Ancora tu, Andrea Vitagliano, 6 A Testa Alta da Andrea Farolfi. Tutta rete la prima fila. I 5 partecipanti. Ovviamente Alpago VF parte molto bene oggi e prende il comando su Ancora tu, che però deve ripiegare perché è veloce anche Axis di Girifalco che si posiziona direttamente in scia al Sauro di Alessandro Gocciadoro, quindi Ancora tu parcheggia in terza posizione davanti a Alfredo Dipa, mentre in coda A Testa Alta da. 14,9 i primi 200 metri, ora fila indiana. Alpago VF, Axis di Girifalco, Ancora tu, Alfredo Dipa e A Testa Alta da. Ora riduce un po' il ritmo Alessandro Gocciadoro col figlio di Marajà che arriva in 33 i primi 400 metri. Seconda curva, nessuno fa la prima mossa, Axis di Girifalco che è l'avversario al betting è seconda la corda dietro di lui. E quindi posizioni ormai cristallizzate, 600 metri in 47, siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre il quintetto in fila indiana, cappeggiato da Alpago VF, su Axis di Girifalco, Ancora tu, Alfredo Dipa e A Testa Alta da. 15-1 qui davanti, viene fuori un primo giro in 1-2 appena abbondante. Vediamo se si risolverà tutto in una volatona finale oppure qualcuno proverà a muovere le acque. Intanto continua ad andare a ritmo tutto sommato modesto per la categoria Alessandro Gocciadoro. 15,5 la curva, 1,17,6 il primo chilometro. Ora Davide Nuti decide che è il momento di andare, sposta all'esterno con il figlio di Pascia l'Est, Axis di Girifalco e va all'attacco a fare match con Alpago VF. Retta di là passata in 14 secco, si avvicina anche Ancora tu mentre un po' più gli altri un po' più staccati. Siamo a metà dell'ultima curva con Axis di Girifalco che insiste al largo di Alpago VF, si butta di dentro Ancora tu, ultima curva passata addirittura in 13,9, retta d'arrivo, Alpago VF cerca di difendersi e stacca molto bene su Axis di Girifalco, Alpago WF che viene a vincere veramente bene su Axis di Girifalco e una positiva Ancora tu. 27,6 a chiudere, 13,7 la retta d'arrivo, veramente notevole l'ultimo giro del Sauro da Marajà, con Alessandro Gocciadoro la guida e al training per i colori della scuderia Majors. Sono venuti a vincere molto bene riscattando l'errore di Padova di mercoledì scorso, stavolta veramente centrato. Alpago VF che viene a vincere molto bene da un comunque valido Axis di Girifalco e positivo il terzo posto anche di Ancora tu.